È ormai guerra aperta tra regione e governo, un continuo braccio di ferro istituzionale che nelle ultime ore ha portato alla bocciatura da parte della Corte Costituzionale del Fondo per le vittime della criminalità e all'impugnazione della norma ribattezzata Prima i Veneti, che prevede una sorta di corsia preferenziale per l'ingresso negli asili e nelle scuole materne di chi ha scelto il Veneto come luogo in cui far crescere la propria famiglia. Difenderemo quella legge perché è una legge giusta, perché è una legge che i veneti si aspettano, perché non è discriminatoria, anzi si dice semplicemente un principio. Le persone che sono qui da più anni, le persone che hanno investito per la vita nel rimanere in un territorio devono essere privilegiate nei servizi pubblici che peraltro contribuiscono a pagare. Dare una priorità ai Veneti vuol dire dare una priorità a chi da sempre paga le tasse all'interno di questa regione e come già molte altre regioni a statuto speciale stanno facendo. Purtroppo il governo ce l'ha impugnata, la nostra intenzione è quella ovviamente di andare avanti, quindi faremo ricorso in Corte Costituzionale. Un vero e proprio schiaffo ai cittadini veneti, dunque, quello arrivato da Roma, contro il quale la Regione è pronta a difendersi, convinta che le bocciature del governo centrale siano dettate esclusivamente da ragioni politiche. Noi non solo ci difenderemo, ma legittimamente pensiamo che il governo abbia fatto un errore sia politico che amministrativo. Dalla sua parte la Regione sa di avere i cittadini veneti che solo qualche settimana fa avevano accolto con un plauso la scelta di istituire un fondo per i cittadini colpiti dalla criminalità e accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo. Siamo di fronte alla follia più totale. Lo Stato difende i malviventi, lo Stato difende i delinquenti, ma lo Stato non difende né i veneti né gli italiani, tantomeno gli agenti di polizia che quotidianamente si devono scontrare con questi malavitosi che purtroppo imperversano nelle nostre città. Il ministro Minniti dovrebbe decidere a che parte stare, o sta dalla parte dei delinquenti o sta dalla parte delle amministrazioni e dei cittadini e degli agenti di polizia che da sempre si battono per la tutela della sicurezza e della legalità.